conosciuto. Invece questi inglesi hanno inventato il pallone, hanno inventato loro. Hanno inventato il cricket, l'hanno inventato loro. Il golf l'hanno inventato loro. No, devo ecco, professore, difendeteci voi, difendeteci voi, professore. Ti devo correggere perché ovviamente, guarda... Correggi gli inglesi, professore. Sono sfastidiato di vantare tutti i primati di questa, dell'etnia meravigliosa a cui apparteniamo. Sono stanco. Il cricket, il golf l'abbiamo dato in Inghilterra. Certo. L'abbiamo inventato noi a Napoli e per mostrare che dico la verità vi racconto tutta la storia. Il gioco più diffuso nel 1200, quindi nel Medioevo napoletano, era il gioco della pallamaglio. Che cos'è questa La pallamaglio era un gioco che si giocava con una pesante mazza di legno che una palla di legno. Consisteva il gioco nello sospingere la palla verso un buco, ovvero l'antesignano del golf attuale, oppure di farlo passare sotto un archetto di ferro, ovvero l'antesignano del cricket. Tutto questo è nato a Napoli e affinché io dico chi sto poco lei le sono venute tutte Dacci le prove di questa cosa. Vi do le prove. Anzitutto ne parla Giordano Bruno nel Candelaio, siamo nel 1500, descrive i giochi popolari napoletani e mette al primo posto proprio il gioco della pallamaglio. Non solo, voi tutti ricorderete il miracolo della Madonna dell'Arco. C'è un link, 1450, sai, il lunedì in Albis accade il famoso miracolo. Dei ragazzi a Sant'Anastasia giocavano al gioco della pallamaglio, dice la storia della Madonna dell'Arco. Il perdente, erano dei ragazzacci, il perdente di questi, irato, prende la palla di legno e la getta contro un affresco che era dalle parti di un arco, di un acquedotto romano, donde la Madonna dell'Arco. La Madonna fu colpita sulla guancia, cominciò a sanguinare. Quindi dal gioco della pallamaglio nasce addirittura il miracolo della Madonna dell'Arco. Il gioco si diffonde in tutta Europa, un gioco napoletanissimo. Pensate che Luigi XIV, Re Sole, giocava alle Tuileries e chiamò questo gioco Pall Mall, quindi questa volta non siamo noi a copiare i francesi nei francesismi, ma loro usarono un nome napoletano. Ci giocava pure Giorgio II in Inghilterra. E dove giocava? In un campo di pallamaglio che si chiamò in seguito esattamente Pall Mall. Pall Mall, perché loro... Le sigarette? Sì, in realtà la strada di Pall Mall è la via principale di Westminster, quella che sbuca proprio a Trafalgar Square, no? La piazza dove sta Orazio Nelson. Quella strada si chiama ancora oggi Pall Mall, perché nel campo, Pall Mall, perché nel campo di pallamaglio di Giorgio II. Questo per farvi capire quanta cultura abbiamo esportato nel mondo. Ma non solo, in questa strada di artisti, di pub, di fumatori, nacque la sigaretta Pall Mall, hai ragione Lino. Quindi vedi che vedi che responsabilità ci portiamo e come siamo passati dal miracolo della Madonna dell'Arca alle sigarette Pall Mall, perché vedete la nostra etnia è una delle più grandi e più ricche al mondo. E mi sono sfasteriato, dice quanti primati teniamo noi, veramente. Standing ovation! Standing ovation! Ragazzi, standing ovation! Standing ovation perché dalla pallamaglio veramente eccezionale. Ma tutto questi stanno ancora, il Pall Mall. Le Pall Mall. Ci sono ancora queste